Continua il nostro approfondimento dedicato al significato del nome dei mesi. Oggi stiamo parlando di settembre. Nel calendario romano era il settimo mese dell'anno, infatti il nome deriva dal latino sette. Però settembre è anche un mese importante perché è il mese che rappresenta i cambiamenti, infatti rappresenta il mese di passaggio dalla stagione estiva all'autunno. Il mese di settembre poi nell'antica Roma era un mese particolarmente importante perché avvenivano manifestazioni civili e religiose. Basti pensare infatti al 23 settembre, che era la giornata dedicata al dio Vulcano, che rappresentava infatti il mondo del fuoco e i vulcani. Oppure settembre era, anche parlando di manifestazioni civili, era il mese dedicato alle ludi romane, cioè i giochi dedicati al dio Giove, che avvenivano dal 4 al 19 di settembre. Però nella tradizione popolare da sempre il mese di settembre ha rappresentato un passaggio importante, in quanto la natura sta cambiando i toni, sta cambiando il colore, cambiano i lavori e cambiano i raccolti. Infatti il mese di settembre, sempre più nella tradizione contadina, è un mese che viene legato alla vendemmia e ai raccolti, temi questi che diventano ormai le colonne portanti di molte sagre e feste popolari. Parlando sempre poi del mese di settembre, potremmo dire che è un mese di riflessione, è un mese di particolare attaccamento alla natura che sta cambiando. Voi invece che cosa legate al mese di settembre? Quali emozioni e quali ricordi vi scatena? Sarei curiosa di conoscere le vostre impressioni legate a questo particolare mese e se volete le potete scrivere qui sotto.